Gli sportivi, gli highlights del Montecchio Maggiore questa settimana sono gentilmente offerti da Cabec SRL con sede a Rubano, Padova, in via Bernardi 1. Un grazie anche a BLM Group che si trova a Cantù, in via Selvaregina 30. E infine grazie a Berica Carburanti Spa, la troviamo a Barbarano Mossano, in via Dante 35A. Vi lascio alle immagini del match. Al comunale Gino Cosaro di Montecchio Maggiore si affrontano le formazioni del Montecchio Maggiore in divisa rossa e la Virtus Bolzano in divisa verde. Partita di fondamentale importanza per entrambe le squadre in chiave salvezza. Il Montecchio la fa sua con il risultato di 3-2 grazie ai gol nel primo tempo di Nicolò Valenti al 27esimo con il rigore di Visinoni al 47esimo. Da segnalare al 40esimo del primo tempo l'espulsione del portiere Morello per fallo da ultimo uomo su Nicolò Visinoni. Il secondo tempo si apre con la predominanza territoriale sempre del Montecchio Maggiore che al 22esimo della ripresa triplica con Garcia Boix. Poi la partita sembra essere incanalata sul 3-0, ma negli ultimi 6 minuti il Virtus Bolzano la riapre, prima con calcio di punizione di Busetto, leggermente deviata dalla barriera, e poi con Elis Captina proprio al 49esimo del secondo tempo su calcio di rigore. Grazie a questa vittoria il Montecchio Maggiore raggiunge quota 29 più 3 sui play out. Dopo la sosta andrà ad affrontare il Portogruaro. Al termine del match l'intervista a mister Fabrizio Cacciatore del Montecchio Maggiore, soddisfatto per la vittoria, meno invece per l'atteggiamento della sua squadra degli ultimi 10 minuti, che ha subito 2 gol riaprendo la partita pur con un uomo in più, facendo passare un po' di paura agli spettatori presenti e ai tifosi del Montecchio, ma soprattutto col rischio di riaprire la gara e dare l'opportunità alla Virtus Bolzano di pareggiare l'incontro. Siamo qui con mister Fabrizio Cacciatore, un 3-2 che sta un po' stretto al Montecchio più che altro per il risultato, perché la partita di fatto era ampiamente vinta e ci siamo andati a complicare la vita alla fine, Fabrizio. No, infatti, paradossalmente abbiamo preso i 3 punti, ma sono molto arrabbiato perché queste partite vanno chiuse. Se bisogna fare 5-6 gol si fanno, perché poi rischi che gli ultimi 5 minuti, un calo di concentrazione, 2 mischie in aria, un rigore dubbio, vai a riaprire una partita che hai dominato dal primo all'ultimo minuto, e queste cose purtroppo non devono capitare. Dobbiamo allenarci anche su questa cosa qui, perché mentalmente su questa cosa bisogna allenarci, perché è una questione solo di testa. Ci portiamo a casa i 3 punti sapendo che c'è ancora tanto lavoro da fare e da migliorare. Passami una battuta per sdrammatizzare un po'. Ti abbiamo visto a un certo momento dopo il 3-2 che hai dato un mezzo calcio al tabellone pubblicitario, quasi volevi entrare in campo te proprio per questa arrabbiatura che potevamo evitarci in sostanza. Come Ma no, ripeto, perché è una partita pienamente in controllo, rischi poi di andare a rovinare tutto per neanche 5 minuti, 4 minuti di non so cosa, e allora lì sì che mi arrabbio, perché ragazzi, io ho chiesto o finisce così senza prendere gol o gliene facciamo altri. Il fatto che questo non è stato, lavoreremo su questa cosa, però sapendo che sì, il risultato è positivo, ma dove c'è da lavorare.